Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. 15ª giornata del 2024, si apre con una prova riservata ai gentleman che non hanno vinto 40 corse in carriera. Prova per cavalli di 5 e 6 anni, non vincitori di 25.000 euro. Sono in 8 dietro le ali della macchina, con un netto favorito nel numero 6 di Dalì del Ronco, con Manuele Casillo in salchi. Autostart che inizia a muoversi, va per raccogliere gli 8 concorrenti. All'1 Discovery Mail Giovanni Ghirardini, 2 Cashback Font Simone Tinti, 3 Doki Doki Teresa Di Lorenzo, 4 Deus Ex Machina Rob Luca Esposito, 5 Cinzia Andrea Venezia, 6 Dalì del Ronco Manuele Casillo, 7 Carastella Giuseppe Rizzo, 8 Cichitita Caterina Dami. 1,35 la quota sul campo per Dalì del Ronco, 4,25 Deus Ex Machina Rob, 7 Cichitita, gli altri in doppia cifra. Macchina inizia a prendere velocità una volta entrata nella retta delle tribune. Si parte con veloce Cinzia, che prende l'iniziativa, all'esterno subito Dalì del Ronco, poi Deus Ex Machina Rob, quindi ancora Discovery Mail, Doki Doki che precede Carastella, alla retroguardia Cichitita e Cashback Font. Cinzia al comando, Dalì del Ronco all'esterno di Deus Ex Machina Rob, se ne vanno 200 metri di corsa in 15,1, con Dalì del Ronco che va a chiedere e ottenere strada probabilmente da Cinzia. Vediamo scelte dei guidatori, si passa Dalì del Ronco nei confronti di Cinzia. 400 metri in 31, sulla piegata di sinistra in vantaggio Dalì del Ronco, al suo esterno si profila la sagoma di Doki Doki, in corda Cinzia avanti a Deus Ex Machina Rob, seconda pariglia al largo per Cichitita, poi Discovery Mail, a prendere la terza pariglia anche Cashback Font, chiudendo in coda Carastella. Se ne vanno 800 metri con in 1 minuto e 3 decimi. 33 questi 400 metri di corsa, prosegue in vantaggio Dalì del Ronco, che precede sempre Cinzia, Doki Doki al largo, Cichitita in pariglia, chilometro in 1,15,6, retta opposta alle tribune, con Dalì del Ronco che continua a guidare davanti a Cinzia, Cichitita che muove in terza corsia per provare ad aggirare Doki Doki a 400 metri dal palo, 14,6 la retta di là, allunga Dalì del Ronco che prende margine nei confronti di Cinzia, poi Cichitita che si impegna all'esterno, a metà della piegata conclusiva solo Cichitita prova a tenere le tracce di Dalì del Ronco che è in fuga, a centropista si muove Cashback Font, la retta d'arrivo per Dalì del Ronco che ha 3-4 lunghezze di vantaggio nei confronti di Cichitita. Dalì del Ronco che nel finale viene a vincere come vuole, facile alla meta Dalì del Ronco, al secondo posto Deus Ex Machina Rob sbuca dalla corda e probabilmente riesce a stampare Cichitita. 29,3 ad arrivare, 1,14,1 il ragguaglio cronometrico, 1,59,2 sul mio cronometro. Il successo di Dalì del Ronco, Manuele Casillo, il training di Gennaro Casillo, la proprietà dello stesso Manuele, numero 6 dello schieramento, figlio di Julius del Ronco, che in percorso di testa viene a vincere netto. Manuele Casillo che controlla nel finale, tutto facile per lui e Dalì del Ronco.